Novità sul mercato del Napoli. Prima di entrare nel dettaglio, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento sui movimenti del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è in corsa contro il tempo sul mercato dei trasferimenti, con una serie di trattative in corso per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Secondo il giornalista Rai Paolo Paganini, il club sta lavorando su più piani per garantire che le lacune lasciate nella squadra siano colmate in modo efficiente e strategico. Il caso di Aleandro Garnacho rimane il più complicato. Paganini ha descritto la trattativa con il Manchester United come un vero e proprio braccio di ferro. Gli inglesi hanno mantenuto un prezzo elevato per il giovane argentino, ma il Napoli è deciso a cercare di ridurre la cifra finale. Più che mai, la volontà di Garnacho sarà fondamentale perché l'affare vada in porto. Se il giocatore preme per partire, le possibilità di vederlo in maglia azzurra aumentano notevolmente. La situazione di Karim Adeyemi sembra essere ad un punto morto. Secondo quanto riportato, l'attaccante del Borussia Dortmund non è al momento interessato a lasciare la Germania. Questo rende molto improbabile un accordo, il che rende il giovane Garnacho una priorità ancora maggiore. Un altro nome che rimane sulla lista è quello di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. Conte apprezza molto lo stile di gioco dell'italiano, che potrebbe adattarsi perfettamente alla dinamica del Napoli. Tuttavia, tutto lascia pensare che Chiesa resterà in Inghilterra almeno fino alla fine della stagione, il che potrebbe ritardare qualsiasi progresso su questo fronte. Oltre ai rinforzi in attacco, il Napoli cerca solidità anche in difesa. Il club ha messo gli occhi su Tommaso Comuzzo, della Fiorentina, considerato uno dei giovani difensori più promettenti del momento. Con diversi difensori in partenza, l'arrivo di Comuzzo sarebbe fondamentale per rafforzare la difesa. E ora, tifosi, il Napoli riuscirà a superare le difficoltà legate all'arrivo di Garnacho? O Conte dovrà cercare altre opzioni sul mercato? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti esclusivi.